funziona. Oggi c'è una novità, non è una, però c'è che è Paolo. Paolo sta riprendendo, siamo sempre nella sede qui, Interclub, e questo purtroppo. Come vede, è tornato Marco, che ieri non c'era, e due cose. Intanto non arriva... È tornata anche... È tornata anche no? Sono cose loro, non... Però poi... Oggi venivo a lavorare, ho visto più di una persona con la mascherina da sola che guidava. Allora, magari uno è abituato a mantenere la mascherina come il telefono, se tu dimentichi il telefono a casa, torni indietro a prenderlo, se dimentichi il taccuino, boh, speri che non mi fermo, ma è così, ormai siamo con quello. Però se io tengo la mascherina in faccia, c'è un odore del fiato la mattina, comunque, pattuglia dei carabinieri, mi è venuta la barzelletta sui carabinieri. Allora c'era praticamente questa pattuglia dei carabinieri, sai che sono sempre due carabinieri. Allora rientrano in caserma la sera e fanno, ma arriva il comandante, sai che era, il comandante gli fa, scusa ma... Prego. No, stavo vedendo un'attenzione, Sì, ecco. dite le barzellette. È arrivato un altro collega, allora fermo. Arrivano i carabinieri, pattuglia, arriva il comandante, salve comandante, no, salve niente, che macchina avete preso? Stamattina la prima, no, il numero della macchina. No, abbiamo fatto caso, male, non siete preparati, avete preso la numero 21, via, 5 giorni di consegna, via, ti ho detto, consegna, no? Arriva la settimana dopo, tac, arrivano in caserma, escono fuori, comandante, salve, no, che macchina avete preso? Un momentino mi sono segnato che l'altra volta, non hai tu il biglietto, hai scritto, no? Non mi ricordo, guardi, abbiamo avuto casini, fermato, male, avete preso la numero 21, non siete preparati, 5 giorni di consegna, via, tac. Arriva la settimana dopo, rientrano in caserma, comandante, arriva comandante, tac, arriva comandante, a un certo punto fa, scusate un attimo, vedi come rovinano le barzellette, non c'era lei, un attimo, ragazzi, no, tac, comandante, che macchina avete preso? Uno apre la giacca, uno dei due, guarda nel taschino, 5 spilli, sai, nel taschino, infilati, guarda, la numero 21, bravi. Come se, l'altra volta ci ha fregata, stavolta io insomma, ho messo i spilli, ma cosa c'entrano 5 spilli con la numero 21? No, perché con gli spilli io riesco a fare un ragionamento, riesco a capire, a ricordare che abbiamo preso la numero 21, ma mi stai prendendo per il culo? Dice, ma no signor comandante, ma adesso mi spieghi, adesso le spiego, vede, quindi spillo, spillo ago, filo lana, lana pecora, pecora erba, prato fiore, ape vespa, Vespucci Amerigo, America, New York, Washington, Chicago, Cipiscio, urina, oro, denaro, soldi, fortuna, la fortuna nella cabala è 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ciao. Premi il rosso.